Due medici dello squadro Veneto Orientale saranno tra i principali sperimentatori italiani di uno studio internazionale per sviluppare diagnosi e terapie per i pazienti con il long Covid. Sono Francesco Saverio Serino e Carlo Barbetta. Il long Covid è l'onda lunga del coronavirus, che non cessa di avere conseguenze anche in pazienti che si sono negativizzati da tempo ed è peraltro anche difficile da riconoscere visto che studi internazionali hanno identificato circa 200 sintomi diversi. Ovviamente la febbre è quella che è meno frequente nel long Covid, mentre invece è più frequente nella malattia in fase acuta. Però la difficoltà respiratoria, la persistente, l'astenia, cioè la stanchezza, l'affaticamento, la facile affaticabilità muscolare, soprattutto la cefalea, alcuni disturbi gastrointestinali e dell'udito e dell'olfatto sono tra i sintomi più frequenti del long Covid. Per procedere nello studio, Serino e Barbetta hanno reclutato una trentina di persone da dividere in tre gruppi con caratteristiche diverse. Pazienti che sono stati curati con Anakinra, un farmaco sperimentale che ha offerto buoni risultati nel trattamento della malattia, pazienti dimessi da meno di 6 mesi dall'ospedale per polmonite da Covid-19 e pazienti sani. Lo studio potrebbe indicare la strada per le cure del long Covid. Trattamenti non esistono perché tutte le linee guida internazionali prevedono di stabilire un diario dei sintomi e in base a quelli si va a gestire il long Covid, ma in realtà una vera e propria terapia non esiste. Probabilmente questo studio, analizzando diciamo così, il fenomeno immunologico e le caratteristiche fenotipiche, cioè genetiche di questi pazienti, potrebbe praticamente essere la base per creare delle terapie, sviluppare delle terapie future.